Ciao, io credo, buongiorno Italia, che se uno entra in un canale YouTube, no, per vedere una recensione di un articolo, perché gli interessa un articolo, tipo tu stai vedendo sto monopattino, dice, ma chi se ne frega dell'unboxing? Cioè, 3 ore a scartabellare, a leggere specifiche tecniche che dopo non corrispondono mai alla realtà, quindi insomma, non è meglio forse tagliare e iniziare a parlare direttamente di questo scooter? Punto di domanda, risposta sì, tutti hanno detto di sì. Ok, procediamo. Allora, questo scooter, che all'estero si dice scooter, ma da noi si dice monopattino elettrico, quindi questo monopattino elettrico, ok, ce lo manda la Mega Wheels, che è una nota azienda di monopattini elettrici e dispositivi elettrici. La recensione te la voglio fare al contrario, cioè ti do subito tutte le soluzioni. Allora, questo che ci hanno mandato, molto carino, fatto bene, ti dico è passato più di un mese da quando l'ho ricevuto, ok? Quindi adesso che sto registrando dal futuro, cioè un mese dopo, quindi avendolo provato almeno una quarantina di volte, ok? Ti posso assicurare che è veramente molto molto robusto. Ci abbiamo fatto e rifaremo in futuro delle corse da enduro in fuoristrada io e Giacomo, quindi in due montati su, quindi un 100 kg di peso e anche abbondanti. E ti devo dire che si è sempre comportato egregiamente bene. Certo, le salite non ce l'ha fatta a farle con 100 passa chili di peso. E qual è però? Innanzitutto il difetto principale, perlomeno di questo modello che ci hanno mandato, perché ricordo ci hanno mandato il modello base, è l'autonomia. Allora, con questo scooter qua riusciamo ad avere circa una ventina di chilometri di autonomia, ok? Che però, perlomeno per noi che lo utilizziamo a Jesolo o in fase esplorativa nelle città, ti dico sono assolutamente nulla, perché tu devi considerare 10 km ad andata e 10 km al ritorno. In poche parole siamo rimasti a piedi 2 volte, ecco. E per il resto, no, vabbè, è ovvio, comodissimo, cosa che apprezzo enormemente. Gli hanno messo il doppio bastone sotto. Cosa significa? Quello lo puoi utilizzare per mettere il lucchetto, cioè essenziale. Il portaborsa della spesa, un'altra cosa che sembrano cacchiate, ma solo poi provandolo dici, ah cavolo, questo è geniale, effettivamente sì. Stabilità, potenza della frenata, veramente non pensavo, perché questo ha una sorta di freno motore integrato, poi in più se vuoi gli schiacci la roba posteriore come i monopattini normali. Veramente, ti dico ragazzi, siamo rimasti più che entusiasti, anche perché lo sta provando di continuo anche Alessia e Giacomo. Unico difetto, l'autonomia. Quindi attenzione, sì, fai riferimento pure a Megawiz, che ho visto essere a parte famosa, vabbè, ma è anche un'ottima casa produttrice di dispositivi di spostamento elettronici o elettrici, come vuoi. Però ragazzo, attento ai chilometri, perché tu devi sempre considerare, quando ti dicono, non so, autonomia 22 chilometri, togli già 5 chilometri, perché poi magari hai del peso, c'è un po' di salita o lo usi sempre in turbo, perché dopo ste robe hanno sempre minimo tre modalità, l'economica, la normale e il turbo. Ovvio che la usi sempre in turbo, cioè almeno le prime 80 volte lo usi sempre in turbo, è normale, capito? E quindi l'autonomia sarà decisamente inferiore di quella dichiarata. In più poi, so che può sembrare un ragionamento banale e sciocco, ma devi dividere per due, perché se non fai un giro ad anello, ok? Tu devi considerare l'andata e poi gli stessi identici chilometri per il ritorno, ok? Quindi se ti dice autonomia 20 chilometri, tu dici ah ok, vado in quel posto che è a 12, e no beh, ovvio resti a piedi, 12 più 12, 24, cioè tornerai anche indietro, hai capito? Però niente, stringi stringi, che ti ho detto che partivamo al contrario, te lo consiglio per il camper. Allora sì, soprattutto più che altro sai, perché sembra piccolo, in realtà tutti i monopattini elettrici anche da chiusi hanno il loro ingombro come lunghezza, ok, e hanno anche il loro relativo peso, quindi ultra consigliato a chi ha un gavone, ok, o chi ha, come si può dire, una sorta di incastro dove non ti va in giro per il camper quando sei in corsa, ma che è anche facilmente catabile su quando devi andare a fare un giro, insomma, ecco. Quindi
Voto direi un bell'8 abbondante per la qualità costruttiva, anche perché abbiamo fatto salti e l'abbiamo effettivamente forse un po' massacrato, però vabbè. Ti faremo vedere in futuro, anche faremo altri video in giro con lo scooter perché è veramente divertente. Però l'autonomia, sì, punto debole autonomia, ragazzi, almeno per me è un punto debole. Per me 10 km sono veramente nulla, ok? Quindi preferisco di gran lunga andare in bicicletta se devo andare a fare una commissione, hai capito? Bene, ora quasi quasi farò un video di 200.000 ore perché ti metterò le riprese in diretta che avevo fatto con la GoPro. Beh, come prima cosa ti interesserà sapere come è fatto. Allora, il design è anche abbastanza semplice, relativamente particolare, con questa tavola in legno inclinata, ma non stiamo troppo a parlare del design, parliamo delle cose che possono interessarti. Allora, ha già il cavallettino, ok, come ormai quasi tutti i monopattini, luci, carta rifrangenti un po' dappertutto, luce a led posteriore, luce a led o tri-led anteriore, ovviamente è ripiegabile, quindi facilmente stivabile in camper o nell'automobile come tutti i monopattini elettrici, per carità. Una cosa che io apprezzo tantissimo, a parte vabbè, le gomme intercambiabili in gomma che una volta non erano tutti così, ma a parte quello, il telaio doppio, perché così puoi mettere il catenaccio, hai capito? Come funziona? Funziona non con l'acceleratore così, ma con questo piccio nero per accelerare, questo piccio rosso per frenare. Qui hai il suo display che ti indica i chilometri orari, lo stato della batteria, sì esatto, prevedo già che rimarremo a piedi in quanto siamo partiti con meno di metà batteria, l'indicatore delle luci e l'indicatore della velocità. Per accenderlo e spegnerlo basta tenerlo premuto a lungo con il primo pulsantino, altrimenti con un clic solo accende o spegne le luci, e tramite il pulsantino M hai le tre modalità: bianco 10 all'ora, giallo 20 all'ora e purtroppo a norma di legge la S Sport, chiamalo Sport, il rosso 25 km orari. Comunque andiamo e restiamo a piedi, occhio ai gradini altrimenti ti tocchi il telaio in quanto giustamente è a passo lungo, ok? Consiglio sempre di partire dando una mezza pedalata in modo da risparmiare batteria, così, e poi ci si aiuta con l'acceleratore. Ti devo dire che se non sei abituato ad andare in monopattino tipo me, non è proprio semplice e immediato, bisogna prestare attenzione, prenderci un po' di mano. Tipo per me è molto più facile andare con lo skateboard elettrico, hai capito? È veramente silenziosissimo. Certo mi dispiace rimanere a piedi, sto andando a fare una commissione in posta in quanto appunto la batteria non è stata caricata al 100%, perché la ricarica necessita di 5 ore. L'autonomia, ragazzo, ti devo dire che in modalità economica, che è assolutamente improponibile perché è tipo un passo d'uomo, si dice, allora se non meno, cioè è meno del passo d'uomo dell'Alessia, ti consente di fare sui 22 km, mentre una modalità sport, diciamo, quindi quella normale dei 25 all'ora, si limita ai 17 km di distanza. Beh dai, è buono il fatto di aver finito la batteria, che così dispensiamo un paio di consigli sul come prolungare, diciamo, la durata della batteria in questi casi. Allora, innanzitutto, ok, abbiamo detto le partenze con la pedalata. Questo perché con il monopattino, così come con il camper o qualsiasi altra cosa, la partenza da zero, quindi lo spostamento del peso, è una delle cose che consuma più benzina, gasolio e corrente in questo caso. Devo dire è piacevole. La prima impressione che ti dà il monopattino quando lo vedi senza provarlo è quella che la tavola è troppo stretta, dici ma boh, è scomodo, cioè l'equilibrio e tutto quanto. Invece no, la tavola è abbastanza larga, non ci stanno due piedi in parallelo, però quasi, diciamo un piede e tre quarti, dopo dipende dal fettone che hai, ci sta. I freni mi sembrano molto buoni, comunque da imparare e utilizzare chiaramente in abbinata, ossia il freno elettronico, ecco adesso purtroppo devo testarlo, e il freno posteriore. Ok, è una frenata veramente eccellente, complimenti. Ecco, ho già una tacchetta, fammi vedere dove siamo. Ok, sì, resterò a piedi. Alessia al lavoro non può venire a prendermi in macchina e vabbè, quindi ragazzi, impara quando devi andare via
caricati sempre la batteria, fa anche rima, quindi se è vero. Le buche, quelle secche le senti bene comunque, perché per quanta gomma hai, diciamo, non è un sistema con sospensioni e quindi insomma te la digerisci tutta. Per quanto riguarda invece queste specie di crateri lunari che trovi in giro per Jesolo, quelli no, possono essere divertenti, almeno che non hai appena pranzato o fatto colazione. Ho sbagliato i numeri? Sì. Io ho il 73. Anche noi 72. Vuol dire io ero il 73 e ho questo da spedire. L'ho fatto stampare in tabacchino, è una 4 questo. Ma guardi che è un PDF, Guarda, non so cosa dirti, però noi abbiamo bisogno del foglio in quanto completo perché metà rimane a te e metà a me. Così non riesco, non me lo stampo bene, capito? Adesso io devo farti tutto. Quindi non riesci ad andare avanti? Io te lo faccio lo stesso, comunque non posso spedirlo così, devi spedire quello. Sì. Non puoi spedire una cosa così aperta, il primo che passa l'apri, si prende tutto. Hai un pelo di scotch? Devi metterlo dentro una busta, ti conviene. Perché anche altro. Ma sei una riga di scotch? Perché non volevo venire in posta su Amazon e li bestemmio in 1000 lingue? Un po' di nastro americano? Devi metterlo su una busta più grande perché questo dopo vai con l'altro tutto. Benvenuto ad Amazon. La chiamata potrebbe essere registrata al fine di gestire il rapporto contrattuale e valutare. Ciao Andrea, sono Yuri. Ascolta, io ho fatto questa procedura perché non c'era il pulsante chiamami. Io ho un reso in corso di una Sony A6006, no? E so che ovviamente tu non c'entri. Il numero dell'ordine. Ok, aspetta. Ascolta, niente, di solito per i resi passa il corriere a ritirare. Adesso immagino che non è colpa tua perché l'ha fatto una tua collega, però mi hanno fatto stampare un foglio, ho dovuto andare in tabacchino perché non ho la stampante per stampare l'etichetta. Il tabacchino l'ha stampata come il PDF, ma in posta dicono che non gli va bene la dimensione perché è troppo piccolo, ma hanno stampato il PDF in una 4, tutto torna. Successivamente in posta dicono anche che non va bene il pacco, che è la scatola ben sigillata e tutto, perché lo vogliono dentro una busta. Cioè io ho perso una giornata di lavoro e adesso sono nero. 2,50 € di nastro, che cazzo gli cambiava? Che strada faccio adesso? Oh ragazzo, devo dire che per l'utilizzo che faccio io, ossia la maggior parte a Jesolo, dove insomma ci sono più delinquenti qui che a Napoli, il fatto di il fatto di avere la possibilità di chiuderlo con un lucchetto è una cosa veramente tanto grande. Questa che puoi vedere è la modalità super risparmio energetico. Siamo teoricamente ai 10 all'ora, beh sì, è più del passo d'uomo, però è pesantino da fare, aspetta che non mi pincino, sono tutti un po' rincoglioniti. Andiamo, beh aspetta che mi vergogno con questa velocità, già tac, non sono tipo da monopattino. Eccola, andiamo a rimanere a piedi. No, ma secondo me non rimaniamo a piedi, sono comunque ancora con 2 tacche e sono già sulla strada del ritorno, quindi sì, non rimaniamo a piedi, buona cosa. Adesso non per insegnare a guidare alla gente, che può sembrare anche antipatico quando dice vabbè è logico, però insomma se uno non ha mai provato il monopattino tipo me che lo sto sperimentando sulla mia pelle, ci sono dei consigli che possono sembrare stupidi e banali, in realtà non lo sono. Ad esempio ti può venire istintivo, tipo per grattarti, toccarti i capelli o che ne so io, di tirare via la mano dal manubrio, non farlo mai. Freno? Bello il freno, molto bello, molto figata sta roba. L'unico difetto di questo tipo di monopattino, ripeto, ne hanno altre versioni, è il chilometraggio. 17 km in modalità diciamo sportiva sono veramente pochi. Andiamo di qua così ti curi un po' di toppa, dai. Non appena ci prendi la mano è abbastanza precisino il sistema di accelerazione e frenata che ti consente di stare tranquillamente in coda. Considerato l'elevato tempo di ricarica, insomma stiamo parlando di 5 ore, questo monopattino secondo me è più indicato a chi utilizza star sempre nelle aree camper o nei campeggi, anche perché prova a immaginarti insomma ricaricare un dispositivo sotto inverter
per 5 ore, cioè non è poco. Un conto è magari approfittare se hai altre cose che stanno andando contemporaneamente, ok, sotto inverter, allora dici vabbè, ci attacco anche il monopattino, altrimenti insomma diventa impegnativo in termini di consumi energetici. Comunque diamoci, no, il turbo io lo eviterei, non ho voglia di pedalare, lo riproviamo stasera tanto, ma no dai, siamo quasi arrivati, metto la modalità turbo, eccola. Devo capire se ha più sprint, sì, anche un po' più sprint, oltre che una velocità massima maggiore. Un po' di off-road nelle strade da enduro isolane. Io prima stavo consumando 2,5 ampere, quindi tieni conto la carica, ti consuma 5 ampere. Sì, 5 ampere si intende 5 ampere ora. Certo che sì, può sembrare comodo, ma non è proprio il massimo, diciamo, se lo devi mettere in un camper che non ha il garage, perché comunque ha il suo peso e la sua gran bella dimensione. So, a me viene da tenere un po' la postura da skate, no? In realtà devi mantenere una postura più omosessuale, cioè in questa posizione qua. Eccolo! Vai Sigari!